In primo piano c'è uno scontro salvezza davvero interessante, fondamentale per il futuro Vicenza-Livorno. Il nostro inviato è Massimo Zennaro. Sì, al Menti i punti valgono doppio. Vicenza con la fondamentale vittoria di Ascoli ha superato in classifica proprio il Livorno e si è portato al quartultimo posto con una sola lunghezza di vantaggio sugli avversari di oggi. Partita decisiva in chiave salvezza e con un occhio anche al 2-2 dell'andata per l'eventuale classifica avulsa. Molti temi, molte le preoccupazioni. Dopo questi 90 minuti il campionato delle due squadre potrebbe davvero imboccare la strada della permanenza in Serie B o della Lega Pro. Franco Lerda schiera il 4-2-3-1, in porta c'è Benussi, Sampierisi, Adegio, Brighenti ed Elia in difesa, Moretti e Signori a far filtro, poi Vita, Galano e Giacomelli in appoggio dell'unica punta di ruolo Raicevic. Franco Colomba risponde con il 4-3-1-2, Pinsoglio tra i pali, Antonini, Ceccherini, Lambrughi e Gasbarro in difesa, Moscati, Schiavone e Biagianti a centrocampo, Fedato dietro le due punte, Comi e Vantaggiato. Arbitra il signor La Penna, gli assistenti sono De Meo e Ciacconi. È un pomeriggio grigio, umido, ma anche se adesso è uscito un po' di sole ci saranno circa 18 gradi, il terreno di gioco è un po' appesantito, circa 5-6 mila forse persone sugli spalti con una trentina di sostenitori del Livorno. Cagliari 0, Spezia 0. Galano, 32esimo minuto, Vicenza in vantaggio sul Livorno, gran tiro di Galano dal limite, Vicenza 1, Livorno 0, a te. E dunque la linea sta per tornare proprio a Vicenza, 31esimo minuto, ribadiamo, Cagliari 0, Spezia 0. Zennaro. Gran gol, davvero un gran gol, arrivato alla fine di una bella azione del Vicenza, molto ben orchestrata, con una manovra avvolgente, partita a sinistra, poi andata a destra, alla fine il passaggio al limite per Galano che ha provato la botta da fuori area con il sinistro e palla che è finita sotto l'incrocio dei pali, incolpevole Pinsoglio, proprio non ci poteva arrivare. Gran gol questo di Galano. Vicenza 1, Livorno 0 al 33esimo, la linea può andare a Chiavari. 36 minuti giocati, Vicenza 1, Livorno 0, il sesto gol di Galano in questa stagione, un gran gol, è arrivato al 32esimo. Adesso il tiro da fuori area, gran conclusione da fuori area del Livorno di Fedato con il pallone che ha sfiorato il palo alla sinistra di Benussi, palla uscita davvero di pochissimo. Livorno vicino al pareggio. Dicevo che il gol del Vicenza è arrivata alla prima vera occasione costruita dalla squadra di Franco Lerda, poi subito dopo da segnalare il primo cambio nella squadra di casa, fuori Moretti, colpito duro alla caviglia sinistra e dentro Urso. 36 minuti e 40, Vicenza 1, Livorno 0, Chiavari. Vicenza 1, Livorno 0, dopo un primo tempo con poche emozioni, il Vicenza a far girare più palla, un paio di buone opportunità poi create dal Livorno. Al 32esimo il gran gol di Galano che ha rotto l'equilibrio, una botta di sinistro dal limite sotto l'incrocio dei pali, imparabile per Pinsoglio. La risposta del Livorno solo in un rasoterra dal limite pericoloso di Fedato, un rasoterra che ha sfiorato il palo della porta di Benussi. E lo Stoke City vince 1-0 contro lo Swansea di Francesco Guidolin. 2-0 del Vicenza, Raicevic al 15esimo, Vicenza 2, Livorno 0, a te. 16 minuti e 10, il risultato è cambiato, il Vicenza è vantaggio sul Livorno per 2-0 al 15esimo, il traversone da destra di Vita per la testa di Raicevic in tuffo, il montenegrino ha colpito benissimo il pallone, l'ha messo nell'angolo più lontano, anche questa volta imparabile per Pinsoglio. È l'11ª rete per il nazionale del Montenegro che, lo ricordiamo, ha debuttato in settimana contro la Grecia e poi ha giocato ancora anche contro la Bielorussia, coronato così una grande settimana per lui, per la prima volta nella sua nazionale, questo gol che ha portato la sua squadra sul 2-0. Immediata la reazione del Livorno che si è riversato in attacco, è entrato anche in campo Aramu per Fedato e il Livorno adesso ha una buona punizione dalla tre quarti sinistra. Sul pallone c'è Schiavone che batterà con il piede destro verso il centro dell'area, l'arbitro va a dire qualcosa ai giocatori che si stanno spintonando sulla linea dell'area di rigore, ancora qualche secondo e poi questa punizione, parte Schiavone, la palla in mezzo, arriva proprio Raicevic da lontana. Siamo arrivati a 17 minuti e 15 secondi, Vicenza 2, Livorno 0, Chiavari.
Vicenza appena munito vita, un'entrata a metà campo su un giocatore avversario, su Moscati, il cartellino giallo. Attacca a pieno organico il Livorno che deve recuperare 2 gol qui allo Stadio Menti. Ancora proteste dei livornesi sul colpo di testa di Vantaggiato a centro area vicino a lui Brighenti, che forse ha colpito il pallone con un braccio. Per l'arbitro tutto regolare, erano molto vicini i due giocatori e anche il braccio è pericolosissimo. Ancora Moscati, il tocco di Benussi che ha alzato il pallone sulla traversa, la respinta della traversa. Moscati vicinissimo al gol del 2-1. Da segnalare però anche una grande occasione per il Vicenza pochi istanti fa con una percussione di Galano, bravissimo nel dribbling, poi è arrivato in area al momento del tiro, forse un contatto con il compagno di squadra Giacomelli, la palla che è uscita di poco. Tante emozioni qui al Menti. 22esimo, Vicenza 2 Livorno 0. Chiavari. 26esimo, Vicenza 2 Livorno 0. Forse sentite gli applausi per Giacomelli che sta uscendo dal campo. Al suo posto Sbrissa, come al solito molto generoso Giacomelli, anche se in questa partita è stato spesso impreciso. Attacca il Livorno, il Vicenza che deve difendersi e che sta soffrendo molto la pressione avversaria. Poco fa un altro miracolo di Benussi, perfetta l'uscita del portiere su Aramu che si era presentato solo in area, ma ancora il Livorno, il tiro di Vantaggiato, la palla non è stata toccata da Sampirisi e quindi finisce sul fondo. C'è un po' di polemiche, anzi no, è angolo. L'arbitro si è fatto convincere dopo aver segnato la rimessa dal fondo, si è fatto convincere dal suo assistente. Ancora l'angolo, ancora Raicevic di testa che riesce ad allontanare, poi il pallone rimane in area e l'uscita ancora una volta sicurissima di Benussi. Finora davvero una partita perfetta quella del portiere del Vicenza. 27 minuti giocati, Vicenza 2 Livorno 0. Linea Chiavari. Siamo entrati nel 42esimo minuto e c'è un'importante novità: il Livorno sta giocando in 10 uomini per l'espulsione a Palazzi, un calcetto a gioco fermo su Sbrissa. Per l'arbitro un intervento da rosso diretto e il Livorno che ora deve davvero cercare il miracolo sotto di 2 gol a 3 minuti e mezzo dalla fine, addirittura con l'uomo in meno. Da segnalare anche l'ammonizione a Signori e nel Livorno anche quella di Comi che diffidato salterà la prossima di campionato in casa contro il Bari. Davvero una situazione che sta diventando minuto dopo minuto sempre più difficile per la squadra di Franco Colomba. 42 minuti giocati, Vicenza 2 Livorno 0. Chiavari. Di Calaiò e il raddoppio di Piccolo, azioni di rimessa entrambe. Carminiani, è finita Vicenza batte Livorno 2-0. A te.